Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del nostro telegiornale. Il Tribunale di Milano non crede al patto tra le tre mafie scoperto dalle indagini di Carabinieri e Direzione Antimafia e respinge 142 richieste di arresto. L'inchiesta bocciata avrebbe individuato anche chi teneva i contatti con Messina Denaro durante la latitanza. L'emergenza crack e la protezione dei minori al centro della presenza oggi della Commissione Antimafia Siciliana allo Sperone di Palermo. Vuoi i contributi dello Stato? Sponsorizza la mia squadra. Arrestato a Messina, funzionario dell'Agenzia delle Entrate che chiedeva soldi a imprenditori, coinvolti 2 commercialisti. Sentiva voci che gli dicevano di uccidere. Colpevole il giovane palermitano accusato dell'omicidio dei 2 fidanzati siciliani in Inghilterra. Rimarrà in una clinica specializzata per la conclamata patologia psichiatrica. Valanga di candidati al concorso per integrare il corpo forestale della regione. Si presentano 20.000 persone per 46 posti. Il calcio, deludente pari del Catania con il Monterosi, a rischio la panchina di Tabbiani. Oggi Messina in campo al San Filippo contro il Brindisi. Ancora ben trovati, storie di uomini e donne, di siciliani, calabresi, campani intercettati mentre fanno affari a Milano. Fra loro c'è anche Paolo Aurelio Errante Parrino, cugino di Matteo Messina Denaro, ma nonostante le intercettazioni, gli audio e i video, le fotografie, i grandi summit, per il GIP di Milano non si tratta di mafia e rigetta 142 misure cautelari su 153. Manlio Viola. C'è il cugino dell'ex Primo La Rossa di Castelvetrano che incontra gli uomini d'affari, ma anche i suoi omologhi milanesi. Ci sono i rappresentanti in tutto di 5 famiglie mafiose siciliane, da Palermo a Catania passando per Gela, ma ci sono anche i calabresi, i campani, i romani di Mafia Capitale. E poi ci sono le microspie nell'azienda, le fotografie delle mangiate in campagna e delle cene d'affari. Storie su storie raccontate e raccolte durante lunghe indagini. Secondo la DDA di Milano ormai si può parlare di una super mafia sorta da un sodalizio inedito fra famiglie di tante mafie. Si va dalla Cosca Iamonte alla famiglia Romeo di San Luca, dal gruppo senese con addentellati a Napoli e nella capitale fino agli emissari dei palermitani, Gaetano Fidanzati, dei Nisseni Rinzivillo e dei Trapanesi, collegati al mandamento di Castelvetrano, un tempo guidato da Matteo Messina Denaro. Tra questi ultimi figura anche Paolo Aurelio Errante Parrino, che secondo gli inquirenti sarebbe stato il punto di raccordo tra il presunto sistema mafioso in Lombardia e il boss che, anche suo cugino, morto a settembre, gli avrebbe persino trasferito informazioni importanti durante la latitanza. Ma nonostante sequestri beni per oltre 200 milioni, il GIP dice di no, non è mafia e rigetta 142 richieste di arresto su 153. Anche Parrino è nella lista delle 142 persone per le quali non scatta alcun provvedimento. Soltanto suggestioni, non si può affermare che ci sia ancora veramente una mafia milanese. L'unica accusa che regge è quella di traffico di stupefacenti nei confronti di 11 persone. Per il GIP invece in sostanza non esiste una federazione fra le mafie e tutto il resto non è abbastanza grave. La DDA di Milano aveva chiesto in totale misure cautelari per 154 persone, di cui 87 in carcere, 33 domiciliari, 34 obblighi di firma. Il GIP ha bocciato l'impianto accusatorio, ha disposto il carcere solo per 11 senza riconoscere l'esistenza della Confederazione delle Mafie. Nel frattempo la Procura ha comunque chiuso le indagini, sempre mantenendo le ipotesi di accusa, e continua in questo senso nei confronti di 153 persone, in quanto una 154esima nel frattempo è morta. Dall'emergenza crack alla protezione dei minori sono alcuni dei temi trattati dalla Commissione regionale antimafia, che questa mattina ha tenuto una seduta straordinaria all'interno dell'Istituto Pertini allo Sperone di Palermo. Marco Gullà. Affrontare l'emergenza crack è il tema della protezione dei minori, coinvolgendo le istituzioni e la realtà del territorio. È il senso dell'incontro che la Commissione regionale antimafia, presieduta da Antonello Cracolici, questa mattina ha tenuto all'Istituto Comprensivo Pertini del quartiere Sperone di Palermo. Proprio in questo quartiere e nei pressi di questo istituto, molti pusher, prima di essere arrestati fino a qualche settimana fa, spacciavano liberamente, anche davanti ai bambini. E poi c'è l'emergenza crack, la droga che sta spezzando tante giovani vite, come nel quartiere di Ballarò. Uno dei primi risultati che abbiamo ottenuto, a seguito di questo faro che abbiamo acceso sul tema del crack, è che la Regione Siciliana ha avviato un bando
di 5 milioni di euro che consentirà alle associazioni del terzo settore, di concerto con il sistema pubblico, comuni, ASP, di costruire forme di risposta sociale nelle nostre comunità. Chi sta facendo molto per il quartiere Sperone e per i suoi giovani è la preside Antonella Di Bartolo, ormai icona della battaglia contro le droghe e la dispersione scolastica. Come scuola possiamo essere presenti sul territorio sempre nella quotidianità e nel rapporto di fiducia che si instaura con le famiglie, avviare i ragazzi e i bambini verso percorsi intanto di legalità, di autodeterminazione, di consapevolezza delle proprie potenzialità e per scommettere sul proprio futuro, sul sognare il proprio futuro al di là di quello che i bambini e i ragazzi vedono per strada ogni giorno. E adesso andiamo a Messina, dove un funzionario dell'Agenzia delle Entrate accelerava le pratiche per i ristori Covid a quegli imprenditori che sponsorizzavano la società sportiva di cui era un dirigente. Adesso il funzionario è ai domiciliari, i titolari di 4 imprese sono indagati, sospesi 2 commercialisti. Francesco Triolo. Avrebbe accelerato le pratiche per ottenere i contributi del decreto ristori per il Covid a 4 imprenditori che in cambio avrebbero sponsorizzato la società di cui era team manager, con l'accusa di concussione finita agli arresti domiciliari. Un funzionario dell'Agenzia delle Entrate di Messina, Roberto Gullo, 63 anni, mentre per 2 commercialisti messinesi, Antonino D'Andrea e Dario Grussu, è scattata la sospensione dalla professione per 12 mesi. L'inchiesta è partita dopo la denuncia di uno degli imprenditori a cui Gullo avrebbe prospettato l'ipotesi di una sponsorizzazione alla Top Spin Messina, società di Serie A di tennis tavolo e campione d'Italia nel 2022, per l'ottenimento dei contributi finanziati proprio attraverso il decreto ristori. Secondo gli elementi acquisiti dalla Guardia di Finanza, che ha eseguito le misure cautelari, il funzionario dell'Agenzia delle Entrate avrebbe prospettato all'imprenditore un collegamento tra l'erogazione dei contributi dovuti e le sponsorizzazioni alla società. Gli ulteriori approfondimenti avrebbero portato alla luce, secondo l'ipotesi d'accusa, un contesto illecito più ampio in cui risultavano coinvolti anche 2 commercialisti, D'Andrea e Gullo appunto, che d'accordo con il funzionario si facevano portavoce delle indebite richieste di Gullo, incentivando i clienti ad elargire sponsorizzazioni. Le imprese che avevano assecondato le richieste ottenevano anche un beneficio fiscale portando in deduzione le spese di sponsorizzazione effettuate. I titolari delle aziende indotte alle sponsorizzazioni, in tutto 4, sono adesso indagati per aver indebitamente corrisposto i relativi benefici, ricercando un illecito vantaggio in procedure amministrative. Tra l'altro, le indagini hanno permesso di rilevare la natura fittizia delle stesse sponsorizzazioni, visto l'inesistenza di qualsiasi attività pubblicitaria da parte della società sportiva. E a Palermo un falso maresciallo dei Carabinieri si è presentato a casa di un'anziana di 75 anni e le ha portato via 30.000 euro in denaro e gioielli. Sulla vicenda indaga la squadra mobile, che stava già seguendo alcuni casi analoghi avvenuti negli ultimi tempi proprio nel quartiere Borgo Vecchio. E adesso torniamo a una vicenda dello scorso anno per parlare della condanna del giovane palermitano ritenuto responsabile dell'omicidio di 2 fidanzati appunto nel 2022 in Inghilterra. Per i giudici inglesi soffre di schizofrenia paranoide, andrà in una clinica specializzata. La madre di Francesca, della vittima, di una delle 2 vittime, ha detto: qualsiasi pena inflitta è sempre poca. Lorena Dolci. Sentiva le voci, gli rimbombavano in testa. Una di queste, insistente, gli ripeteva di uccidere Nino e Francesca, siciliani come lui. Andrea Cardinale, 22 anni, di Palermo, è stato condannato da una corte inglese per il duplice omicidio avvenuto nel nord Inghilterra il 21 dicembre scorso. Dichiarato colpevole, aveva confessato. Non andrà in carcere. Secondo i giudici soffre di schizofrenia paranoide. Sarà rinchiuso in una clinica psichiatrica inglese e lì resterà senza limiti temporali. Al padre, arrivato troppo tardi, fu proprio lui a scoprire i cadaveri, raccontava di essere ossessionato da Satana e dai demoni. Inizialmente, a quanto pare, Cardinale aveva pensato di dar fuoco all'appartamento in cui viveva Nino Calabrò e dove da qualche giorno l'aveva raggiunto la fidanzata Francesca Di Dio, originaria della provincia di Messina. Poi però i suoi piani sono cambiati. Andrea ha preso in mano una mazza da baseball e in piena notte ha cominciato a colpire a morte i 2 giovani fidanzati. Alla notizia della sentenza
Lorenza, la mamma di Francesca, non si dà pace. Mia figlia non tornerà, qualsiasi pena inflitta è sempre poca. L'importante è che quel ragazzo non faccia altro danno per il resto della sua vita e che rimanga a marcire lì dov'è. L'omicida, che fu arrestato quel giorno stesso, raccontò agli inquirenti che Nino e Francesca lo avevano reso impotente con incantesimi e riti satanici. Nino, originario di Barcellona Pozzo di Gotto, aveva 26 anni, viveva in Inghilterra da 3 e faceva il croupier. Francesca, 21enne di Montagnareale, piccolo paesino in provincia di Messina, faceva l'estetista ma non vedeva l'ora di trasferirsi in Inghilterra per raggiungere il fidanzato. Quel viaggio, l'ultimo, era stato programmato per passare insieme il Natale. Denise Pipitone, la piccola di Mazara del Vallo, scomparsa il 1° settembre 2004. A soli 4 anni oggi avrebbe compiuto 23 anni. Per ricordarla e per invocare ancora una volta la verità sul suo caso, l'artista marsalese Fabio Ingrassia ha realizzato un murale sotto i portici del seminario vescovile di Mazara del Vallo. Fare un dipinto per Denise, ha scritto sui social l'artista, significa tenerla viva nel cuore e nell'anima, tra la sua gente, la sua città che le ha dato e le ha tolto tutto. Adesso ci fermiamo, c'è una breve pausa e torniamo tra poco. Seconda parte di Sicilia 24 ed è boom di candidati al concorso per il corpo forestale della regione. Pensate che si sono presentati e si presenteranno in tutto 20.000 persone per 46 posti. Le sessioni, 2 al giorno, iniziate martedì scorso, termineranno infatti domani. Il presidente Schifani ha commentato: diamo così nuova linfa al corpo. Il servizio di Francesco Aloi. Abbiamo studiato e quindi si spera che possa andare tutto per il meglio. La buona volontà c'è, 20.000 candidati per appena 46 posti. È l'esercito che prova ad entrare nel corpo forestale della Sicilia. Sono dei concorsi che escono una volta ogni tanto e ci proviamo. Anche un po' per il posto fisso oppure non c'entra? Anche, soprattutto. È la settimana del grande concorso, Catania e Siracusa, le città scelte per l'esame. Questa è la lunga fila prima della prova. 20.000 candidati per 46 posti, si tenta la fortuna. È molto la fortuna, si gioca la lotteria oggi. Sicuramente la matematica non gioca a nostro favore. 60 quesiti a risposta multipla che valgono un posto di lavoro a tempo indeterminato. Mentre dentro si svolgono gli esami, fuori ci sono i parenti che attendono. Chi c'è dentro? Suo figlio? Sì, mio figlio. Ci spera? Certo che ci spera, anche perché diciamo che in qualche modo, se posso dirlo, è anche figlio d'arte, in quanto io sono del ramo della forestale. I partecipanti sono parecchi. Quindi i posti sono pochi, speriamo un ampliamento di posti. Ci crede? Non tanto. Perché? Perché i test non sono attendibili per quello che sono le preparazioni di questi ragazzi, non è per terza media, sicuramente è per qualcosa di più. Perché per partecipare basta la terza media? Terza media, ma in terza media non si fanno determinate cose, si studiano cose più basilari. Per il presidente della regione Schifani questo concorso consentirà di dare nuova linfa a un settore strategico nella prevenzione degli incendi e nella tutela del patrimonio ambientale. Si tratta del primo passo per rigenerare un corpo che al momento è in carenza di organico. Intanto i candidati ci sono, con la speranza di poter vincere questa lotteria ed indossare la divisa. Ed è partita oggi la campagna di protezione civile con tappe a Palermo, Messina e Catania, una campagna informativa per la sensibilizzazione, la riduzione del rischio e l'aumento della resilienza nel territorio. Il servizio.
Siciliani pronti all'azione. La Protezione Civile regionale siciliana lancia la nuova campagna informativa per la sensibilizzazione, la riduzione del rischio e l'aumento della resilienza del territorio. Obiettivo della campagna è quello di divulgare le norme comportamentali e la promozione della cittadinanza attiva in merito alla riduzione dei rischi in caso di allerta a causa di terremoti, nubifragi e incendi. Questa mattina a Piazza Verdi a Palermo l'inaugurazione del roadshow. Ma la prevenzione è essenziale, è indispensabile. Prevenire è sempre la migliore cura in un paese civile come il nostro, in una terra che ha bisogno sempre di più di attenzioni, non perché chiediamo mai qualcosa con il cappello in mano nei confronti del governo nazionale, ma perché vogliamo riconosciuto quello che è il nostro diritto di sopravvivenza, di adeguatezza di una qualità della vita pari a quella delle altre regioni, e ritengo che questa regione, con le giornate come oggi, con una protezione civile che è un fiore all'occhiello, sta dando prova di potercela fare. Dalle alluvioni agli incendi per passare dai terremoti, la Protezione Civile vuole indirizzare i cittadini verso un comportamento più prudente in occasione di questi rischi. Gran parte delle vittime, purtroppo dei feriti, avvengono durante le calamità per comportamenti non corretti, non cautelativi da parte della popolazione. La persona che durante l'alluvione si reca nel cantinato a controllare la propria macchina e perde la vita purtroppo. Colui che transita su un ponte, su un fiume, soggetto a una piena. Quindi comportamenti corretti della popolazione, così come ad esempio durante un terremoto, possono ridurre il numero dei feriti, dei perduti. La Protezione Civile siciliana sarà in Piazza Verdi a Palermo fino al giorno 28, poi in Piazza Municipio a Messina dal 9 all'11 novembre e in Piazzale Chinnici, Le Ciminiere a Catania dal 16 al 18 novembre. Avete domande, proposte o proteste da fare arrivare all'amministrazione comunale di Catania? Bene, l'occasione è quella di domani, venerdì alle 14:30, con il nuovo appuntamento di Sicilia 24 Focus che su Telecolor ospiterà in diretta il sindaco di Catania Trantino, che sarà ospite del nostro direttore Michele Cucuzza. Inviate le vostre domande alla mail sicilia24focus@telecolor.it e al numero WhatsApp 342 74 55 005 e vi risponderà per l'appunto il sindaco di Catania. Adesso ci fermiamo ancora e poi una pagina intera dedicata al calcio. Parte del nostro telegiornale dedicato al calcio, serata amara ieri per i rossazzurri che pareggiano in casa dell'ultima in classifica, riacciuffati nel recupero dopo una prestazione più che negativa. Marco Carli. Un risultato positivo non avrebbe cambiato di una virgola il commento, anche prima del 93esimo, quando il neoentrato palazzino del Monterosi pareggia l'incontro sul campo di Teramo, ma almeno ci sarebbe stata la consolazione dei 3 punti, e invece non arriva nemmeno quella per il Catania dopo una prestazione senza nervo in casa di una squadra che proveniva da 6 sconfitte consecutive in campionato, 7 se si considera la Coppa Italia, e che ha evidenziato nuovamente i limiti attuali del Catania di gioco e di personalità. No, io non so se è questione di personalità, so che sicuramente nell'ultima mezz'ora abbiamo fatto male, non abbiamo più cercato abbiamo giocato un po' col cronometro e abbiamo concesso troppo campo e siamo tutti molto, molto arrabbiati. Poi il gol è arrivato alla fine, però come hai detto te giustamente potevamo e dovevamo gestire meglio sicuramente il vantaggio. L'allenatore è sul banco degli imputati, ma ci sono responsabilità da spartire in casa Catania per questo negativo avvio di stagione, e pensare che gli etnei con il minimo sforzo erano anche andati in vantaggio con un'autorete di Giordani e avevano anche colpito una traversa, l'ennesimo legno stagionale con Bocic. E poi c'è la questione infortuni, si è bloccato Di Carmine e si è fermato, anche se in modo meno grave, Marsura, tutti problemi muscolari. Noi ci assumiamo le nostre responsabilità, perché se siamo arrivati a questo punto la colpa è solo nostra. Detto questo, ho fatto una gran parata Klaus sempre prima che subissimo il gol, ma altre grosse opportunità secondo me non ne hanno avute, mentre noi
se avessimo avuto più lucidità potevamo chiuderla molto prima. Insomma, niente va per il verso giusto e anche l'idillio con la piazza, dopo la trionfante prima stagione, sembra un ricordo lontano. Adesso veniamo al Messina, che questa sera riceve al Franco Scoglio il Brindisi all'inizio della partita alle 18:30. I giallorossi, lo ricordiamo, sono in serie utile da 3 giornate. Sergio Colosi. 4 partite in 11 giorni con una media di poco inferiore ad una gara ogni 72 ore. Il campionato del Messina offre un altro percorso ad ostacoli che può lasciare il segno. Si comincia oggi con il Brindisi, poi 3 avversari di fascia superiore. Domenica a Crotone, mercoledì 1 novembre il recupero a Taranto e domenica 5 in casa il Benevento. L'imbattibilità di 3 giornate sarà messa a dura prova. Giacomo Modica non si fida del Brindisi delle ultime 2 giornate, con 6 reti incassate tra Foggia e Casertana. È una partita veramente da non sottovalutare per la classifica, perché il Brindisi non è una squadra brutta, sta incontrando delle difficoltà, ha avuto una battuta d'arresto brutta domenica con la Casertana, ma io le avevo visti giocare con la Juve Stabia e avevano fatto molto bene, tanto che al 90° avevano sbagliato pure un rigore con Gans. Io non mi fido degli animali quando sono feriti, sono animali pericolosi, quindi le attenzioni che devono avere la squadra devono essere, se hanno avuto 100 forse 110, perché presenta delle insidie molto particolari questa partita. Ma detto questo, sono consapevole anche che la squadra sta bene, che la squadra è desiderosa di fare la partita, è desiderosa di giocare a calcio, vive una dimensione serena all'interno dello spogliatoio. Tra necessità e scelta, probabile conferma dell'11 che ha pareggiato a Picerno con il 4-2-3-1 a specchio dei pugliesi. Non c'è Lia, confermati Salvo a destra e Ortisi a sinistra, panchina per Firenze e Pacciardi. Attacco con Cavallo e Mausso e Ragusa a supporto di Plescia, che insegue il quarto centro stagionale. E alla luce del turno infrasettimanale di Serie C vissuto ieri dal Catania, oggi verrà appunto affrontato invece dal Messina. Torna oggi giovedì la nostra programmazione sportiva. Infatti dopo il telegiornale alle 14:30 ci sarà l'appuntamento con Anteprima Corner, Angelo Gagliano in studio con l'obiettivo appunto puntato sulle siciliane impegnate, mentre questa sera si rinnova lo spazio dedicato tutto al Catania e a questa sua situazione appunto attuale con Corner. Dunque vi rimando alla nostra programmazione sportiva di questa giornata e vi ringrazio per aver seguito questa edizione del nostro telegiornale. Prossimo appuntamento con l'informazione su Telecolor alle ore 19.